Ma lei la Sardegna dei prossimi anni come se l'immagina? La Sardegna dei prossimi anni io me la immagino, spero, nel senso, me la immagino bene, perché a diventare un centro per anziani o un grande resort turistico si fa sempre a tempo, ma io credo che ci meritiamo ben altro, no? Però come sempre aiutati che Dio ti aiuta, dipenderà molto da noi, cioè dipenderà molto da quello che noi faremo da oggi, anzi da ieri, diciamo da oggi, ai prossimi 3 anni. Perché dico 3 anni? Perché nel 2026 scade il PNRR, chi è dentro che fuori. Allora, se noi riusciamo a cogliere questa enorme opportunità che oggi ci viene data, no? Per cercare di un po' di mettere a posto quei gap strutturali che ieri sono stati citati, no? Nell'incontro che avete fatto, no? Perché poi è facile dire mancano le strade, i trasporti non funzionano, la logistica portuale gli manca un pezzo, questa è la verità, mancano le ferrovie, no? L'avete scritto chiaro, no? Io ci aggiungo anche che per essere competitivi bisognerebbe riuscire a fare una telefonata senza che cada 20 volte la linea, non solo da Cagliari a Sassari, ma anche solo da Sassari all'Alghero, perché la gente oggi lavora anche dalla macchina, no? Ma detto questo, ora passa un treno che ci potrebbe consentire di riuscire veramente a fare squadra, ma squadra politica, perché se poi torniamo a spalmare il PNRR in 500 iniziative dove ogni paese si vuole rifare la scuola o il campetto da basket, vuol dire che non abbiamo capito niente. Allora io credo che le priorità sappiamo benissimo quali sono, c'è la possibilità finalmente di colmarle, perché se noi riusciamo a colmare quei gap, i nostri imprenditori hanno dimostrato che sono capaci a fare business, perché oggi fare business in Sardegna, proprio per le motivazioni che sono state dette, è molto più difficile che fare business dalle altre parti. E siccome qui ne abbiamo 1000, ma ce ne sono molte altre che comunque in base a quello che possono fare riescono a fare i miracoli, io credo che se riusciamo a dare loro, dopo tutti questi anni di sacrifici, no, un po' di strutture funzionanti e poter competere, non dico meglio, alla pari degli altri, io credo che probabilmente la Sardegna avrà un futuro bello, in particolare per i nostri figli. Altrimenti vorrà dire che ci passeremo il nostro tempo da pensionati e andremo alla spiaggia. Grazie. Grazie.